Vai. Mirko Bellini, direttore dei viticoltori friulani La Delizia, che vendemmia 2021 sarà? Inizia oggi. Inizia oggi la vendemmia 2021 sotto buoni auspici e caratterizzata da quello che ormai è l'andamento climatico di questi anni. Primavere all'inizio asciutte, successivamente un periodo piovoso, estati molto calde e adesso il clima si sta abbassando, siamo in ritardo rispetto all'anno scorso di circa 7 giorni con l'inizio della vendemmia, però un settembre che si preannuncia soleggiato ma fresco. È importante a questo punto iniziare a fare alcune analisi sul bilancio climatico perché uno degli elementi fondamentali sarà la gestione dell'acqua, la gestione della possibilità di poter irrigare non solo nei mesi estivi molto caldi, ma anche all'inizio primavera che ci aveva comportato un ritardo nel germogliamento. L'annata è un'annata che si presenta non particolarmente ricca nel quantitativo dell'uva, è andato abbastanza bene nonostante i grossi problemi che si sono avuti di grandine. Fortunatamente in questo momento noi non siamo stati particolarmente interessati, quindi un po' di prodotto in meno, la qualità la stiamo andando a analizzare. La Delizia ha intrapreso un percorso sulla sostenibilità. Cosa vuol dire vendemmiare sostenibile? È un percorso importante che abbiamo iniziato dove i soci di Delizia al 90% hanno aderito al concetto della sostenibilità. Sostenibilità vuol dire un nuovo metodo di lavorare, sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, sostenibilità economica. È chiaro che senza la sostenibilità economica, quindi un corretto rapporto quantità-prezzo che vengono pagate le uve e successivamente le bottiglie, anche la sostenibilità ambientale non può esserci. La sostenibilità sarà ed è, non sarà, è già l'argomento del futuro. Fare agricoltura oggi vuol dire in primis gestire il territorio, riscoprire quello che è l'importanza di un comparto che per anni era stato visto solo come un elemento da sfruttare. L'agricoltura oggi è gestione del territorio. Dalle bollicine alle bolle, rischio speculazione, a che punto siamo, come sono i mercati? Beh, la bolla speculativa è molto forte, i mercati sono ripresi, la pandemia ha condizionato tutto il 2021, noi abbiamo chiuso un bilancio con un segno positivo, però influenzato molto da questa pandemia. Gli ultimi 3 mesi c'è stata una ripresa dei mercati Italia-estero molto forti. Noi abbiamo suddiviso i mercati tra grande distribuzione e il canale Horeca e questo ci ha permesso di lavorare bene, però la bolla speculativa sul costo della materia prima si inizia a far sentire. Acciaio, la plastica, il legno con incrementi di prezzo dal 100, 150 al 200% sono degli incrementi troppo alti perché un sistema economico come il nostro li possa sostenere. L'estate si è lavorato molto in tutta Italia, abbiamo lavorato molto bene con i nostri prodotti legati soprattutto alla qualità. Un punto fondamentale è che uno degli elementi del coronavirus è stato quello di capire qual era la reale forza delle aziende che si sono come noi attrezzate per affrontare un nuovo sistema di lavoro, un nuovo mondo, però vedo che anche sul canale Horeca gli agenti stanno con noi, quindi questo è stato un passaggio importante di crescita e di speranza per il futuro.